Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci. Gesteco vi invita all'ascolto di Economai FVG. Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Economai FVG. Questa sera focus sui nostri vigneti perché parliamo di vendemmia. Vendemmia, il vino che verrà, lo vedete dal titolo della nostra trasmissione. Cercheremo di capire assieme agli ospiti di questa sera insomma com'è andata questa vendemmia, che forse a livello di produzione ha fatto qualcosa meno che in passato, ma che si preannuncia una vendemmia ottima soprattutto per quanto riguarda la qualità. Ma questo lo chiederemo appunto alle persone che sono qui in studio con me stasera e che persone, insomma tutti super esperti del settore. Allora ve li presento, a cominciare da Adriano Gigante, presidente del consorzio delle DOC FVG. Buonasera Gigante. Buonasera a tutti. E buonasera anche a Rodolfo Rizzi, presidente di Asso Enologi FVG. Buonasera. Buonasera anche a Mirko Bellini, che è il direttore della cantina La Delizia di Casarsa. Buonasera. Ecco, una delle cantine insomma, più importanti, insomma, ce ne sono tante. Stasera c'è lui che ci aiuterà insomma, a darci anche il quadro di quello che è appunto il sentore delle cantine, di quello che è stata questa vendemmia. Io lo chiedo subito a Gigante, insomma, con che numeri, con che vendemmia dobbiamo fare i conti? Ma direi che un po' a livello generale, a livello nazionale, sembra che l'annata 2021 sia un'annata molto interessante, poi magari il Presidente di Asso Enologi sarà più preciso dal punto di vista tecnico, ma per quello che abbiamo visto noi, ma anche durante l'annata, quello che io che sono Presidente regionale, abbiamo 7 tecnici ad esempio che seguono tutta quello che è la gestione diciamo, della vite durante l'anno, tutti ci hanno detto che l'annata è stata molto interessante. Qualche numero ci aveva preoccupato perché non tanto dal punto di vista qualitativo, no? Ma se andiamo a vedere il Friuli dal 19 al 20 abbiamo aumentato di 3.000 ettari e la cosa da un punto di vista non è una cosa da poco perché è una percentuale molto alta rispetto a quello che è il totale del vino. Quanti sono gli ettari oggi coltivati? Siamo attorno ai 27.000. Okay. Praticamente la cosa fortemente positiva però, dati usciti proprio questi giorni qui, è che la giacenza del Friuli Venezia Giulia è in assoluto quello che è calata di più tra il 2020 e il 2021. Ci siamo trovati tra luglio 2020 e luglio 2021 con meno 11% di giacenze e questo ha portato anche a un fatto che si è visto che il mercato, il sistema delle uve tendenzialmente ha cominciato a muoversi proprio perché probabilmente anche se è stata una situazione di difficoltà, ma si sta riprendendo. La fortuna che è venuta fuori anche un'annata molto probabilmente di alto livello, io così a spanne, quest'anno è stata la mia, mi pare, 48esima vendemmia che ho fatto e credo che sia una in assoluto delle migliori. Io l'accumulo un po' a quello che è stato forse il 97, una delle più belle annate del Friuli. E credo che i vini potrebbero diventare una cosa di questo tipo, anche se devo dire che sono 7 anni che va bene, perché dal 2015 al 2021 abbiamo avuto 7 annate, dal mio punto di vista, tutte di ottimo livello, se non per il 2017 che abbiamo avuto il problema della gelata, ma dal punto di vista qualitativo sono 7 anni che il Friuli, secondo me, produce una qualità molto molto interessante. Ecco, più importante la qualità o la quantità? Perché ogni tanto si balla un po' su questi numeri. Ma io direi che c'è un sistema di equilibrio. Io non sono mai stato della teoria che bisogna produrre pochissimo per fare qualità. Io credo che un vigneto deve essere fortemente equilibrato con la giusta produzione, perché non è vero che produrre pochissimo vuol dire aumentare la qualità. Credo che, ma come nella vita, come in tanti sistemi, il grande equilibrio è quello che ti dà il giusto apporto, sia in quantità che in qualità. Questo credo che poi chiaramente dipende molto anche da dove, che risultato vuoi avere dal prodotto, perché io credo che noi in Friuli abbiamo veramente un sistema a 360 gradi, dove si produce una qualità ottima che affronta un mercato anche di tipo mondiale con i numeri e una qualità
ottima ed eccezionale che affronta mercati molto diversi, legati all'oreca e quant'altro. Per cui credo che abbiamo queste varie sfaccettature che sono però un qualcosa di fortemente interessante. Eh sì, dopo entreremo anche su questi temi. La produzione stimata, lo chiedo a Rizzi, insomma siamo su 1,7 milioni di ettolitri in calo, diciamo circa del 7% rispetto all'anno scorso. Che cosa ci dice a riguardo? Sicuramente quest'anno la vendemmia, allora qualitativamente abbiamo avuto una vendemmia veramente eccezionale, perché la sanità delle uve è stata ottima e soprattutto nella parte durante la vendemmia siamo stati anche molto avvantaggiati da ottime condizioni climatiche. Dobbiamo ricordare che quella è la parte più importante, una delle parti più importanti per quanto riguarda l'ottenimento della qualità dell'uva. E siamo partiti con un inverno, ricordiamo tutti le abbondantissime nevicate dopo la grandissima gelata del 7-8 aprile e quindi che ha colpito soprattutto i vigneti lungo i corsi d'acqua, lungo i fiumi e quant'altro, che erano i vigneti magari precoci e quindi ha colpito un po' le gemme e questo ha ridotto un po' la produttività. E questo meno 7%, meno 5, meno 7% è proprio dato da questo aspetto climatico. Ma poi la stagione è stata condotta dall'aspetto climatico molto bene e quindi la qualità alla fine, come dicevo, è diventata veramente ottima. Quindi abbiamo avuto una vendemmia sia per quanto riguarda le uve bianche, e ricordiamo che oggi le uve bianche sono l'85% della nostra regione, e le uve rosse ridotte al 15% sono state sempre anche queste di eccezionale qualità. Altro aspetto che è non trascurabile per la qualità dei nostri vini ma soprattutto per la nostra latitudine sono le escursioni termiche. Abbiamo avuto delle giornate calde, quindi durante il giorno caldo, ventilato sempre durante la vendemmia, e poi molto fredde di notte perché abbiamo raggiunto anche i 10 gradi, gli 8 gradi di notte, quindi questo ha permesso sia di sviluppare le sostanze aromatiche nelle uve bianche, sia consolidare bene la sostanza colorante nelle uve rosse, ma soprattutto anche condurre le vendemmie a temperatura veramente bassa, perché vendemmiare di mattina con l'uva fresca, portare in cantina l'uva fresca, sia gran parte ricordiamo che la nostra regione vendemmia in modo meccanico, ma anche chi ha vendemmiato manualmente ha trovato delle ottime condizioni climatiche per vendemmiare, quindi in cantina sono arrivate uve fresche e con uve fresche si parte da lì poi per ottenere dei grandi vini. Eh sì, il vino buono nasce soprattutto e anche da lì. Prima di sentire Bellini vi faccio vedere questo servizio che era pre-vendemmia e che metteva in luce insomma quelle che erano un po' le preoccupazioni di Colderetti, le considerazioni che venivano fatte. Allora andiamo a risentire quelle parole per capire poi come è andata effettivamente, vediamo. Vendemmia tardiva, quella del 2021, con una produzione del meno 6%, ma con vini che saranno di migliore qualità. Non dimentichiamo che la primavera si è fatta vedere tardi, abbiamo avuto una primavera fredda e piovosa e questo appunto ha tardato il germogliamento delle piante e questo conseguentemente porta appunto alla creazione e alla maturazione del frutto in 2 settimane di ritardo. Prevediamo insomma che si inizi con le vendemmie verso fine agosto per varietà precoci o basi spumanti e poi con i primi di settembre con tutto il resto. Abbiamo diciamo, un germogliamento più contenuto rispetto allo scorso anno, abbiamo meno frutti, si stima circa un 5-10% di produzione in meno e perciò questo comunque va a favore della qualità dell'uva e anche del futuro vino. Di un 2021 un po' avverso, la primavera è iniziata diciamo con dei cali di temperatura che sono diversi dalla media nostra stagionale anche di questa regione, però tutto sommato io direi che i danni nel vitivinicolo sono stati pochissimi, più che altro abbiamo avuto danni sulle fioriture di altri frutti, diciamo sulle fruttifere, melo, pero. La primavera è continuata con un andamento direi buono, le piante hanno recuperato tutto, è stato un buon germogliamento, quindi è una vite anche che si trova anche in forma rispetto alla sua fase fenologica. Ecco Bellini, poi insomma previsioni che di fatto sono state rispettate, ecco quello che era la sensazione. Sì, calcoliamo che abbiamo avuto un settembre di grandissima fortuna perché non ha fatto un giorno di pioggia, abbiamo iniziato la vendemmia 7-8 giorni dopo gli anni scorsi
era facile che a settembre ti veniva 4-5 giorni di pioggia, a questo punto non eravamo qui a ridere ma eravamo qui a piangere, infatti in c'era automatica preoccupazione, veniva il problema. Abbiamo fatto 26 giorni di vendemmia quest'anno con 300.000 quintali, non ha piovuto, ha piovuto qualche millimetro di notte. Non dobbiamo ricordarci però che non è stata un'annata facile, per il Friuli Venezia Giulia è sicuramente un'annata positiva, il Friuli Venezia Giulia però c'è una fortuna che è i consorzi di bonifica che stanno portando acqua sempre di più sulla gran parte dei nostri vigneti. Io ho visto le uve in Toscana, ho visto le uve in Piemonte, dove non è arrivata acqua, fondamentalmente hanno portato a casa budino, perché sì, grande concentrazione, però tanti zuccheri, ma prodotto non ce n'era. Quindi non sono mai annate così semplici. Il fatto di lavorarci 365 giorni all'anno e iniziare ad avere dei sistemi di irrigazione ti permettono di stare un po' più tranquilli. Il 16 agosto nessuno era così sereno dopo la pioggia o quello che era successo il giorno di Ferragosto, il giorno dopo. E giustamente, come ha detto Rodolfo, la settembre è stato così, ha portato delle uve di una certa qualità, ma bastava guardare le mele. Noi abbiamo, penso quest'anno, dei profumi sulla frutta autunnale che erano anni che non si vedevano. Quando la mela è profumata anche l'uva. Eh sì, per quanto riguarda la cantina, che numeri avete fatto? Ma noi abbiamo fatto circa 3-4 mila quintali in meno dello scorso anno, qualcosa ha fatto di più, cioè alcune varietà. Noi abbiamo avuto del calo ad esempio sullo Chardonnay e sul Traminer, sugli aromatici. I rossi ormai sono più o meno un ricordo perché sono circa 200 ettari. È un'annata probabilmente che in Friuli Venezia Giulia si è riusciti a fare bene anche il Cabernet Sauvignon, che generalmente non è proprio un vitigno che trova le sue condizioni ottimali da noi. È vero che siamo arrivati tutti con le cantine ben scariche, anche come totale, come diceva Gigante, del Friuli, però è anche vero che abbiamo sul totale delle uve che facciamo metà che è rappresentate dal Pinot Grigio e del Prosecco, che stanno avendo e hanno avuto un 2021 molto molto interessante. Eh sì, ha accennato al Prosecco, poi ne parleremo, adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità, poi insomma anche il Prosecco sarà sicuramente tema per i nostri ospiti, a tra poco. Rieccoci con Economai FVG, parliamo di vino, questa sera poi il bilancio della vendemmia 2021, allora chiedo a Gigante, Bellini prima dava alcuni dati riguardo a alcuni tipi di vigneti, ecco, a livello di consorzio che cosa ci può dire? Ma collegandomi un po' a quello che diceva il direttore di Casassa Bellini, è vero che c'è un problema dell'acqua, ad esempio una serie di vigneti su territori collinari quest'anno un po' di sofferenza l'hanno avuta, non ha patito tantissimo la qualità in assoluto, però se c'era un pochino di acqua migliorava sia la trasformazione e forse anche qualcos'altro. Per cui su questo ne parlavo ieri con la Presidente in carica fino adesso, Rossana Clocchiatti, per capire. È già da un po' di anni che stiamo lavorando per fare ad esempio una serie di bacini sul territorio dei colli orientali e credo che lei mi ha detto che in questo momento anche quei soldi che dovrebbero arrivare tra una cosa e l'altra probabilmente spero che nel giro di qualche anno riusciremo a portarla, perché non è una questione di aumento di quantità ma è proprio una questione che migliori assolutamente la qualità, no? Quello che diceva prima Bellini è un dato di fatto, i territori dove c'è un'irrigazione, diciamo, le cose funzionano, ma non solo, ma tendenzialmente riesci a fare un'agricoltura molto più sana, perché puoi aumentare l'inerbimento, puoi fare tutta una serie di atteggiamenti che servono a migliorare l'aspetto ambientale, no? E su questo credo che bisognerà assolutamente investire, perché è un qualcosa di assolutamente necessario. E nel complesso, a livello consortile, noi rappresentiamo oggi un po' più di 1000 aziende private imbottigliatrici, più tutto quello che è il contesto delle cantine sociali, perché quasi tutte fanno parte, diciamo, del mondo dei consorzi. Oggi il Consorzio delle DOC rappresenta tutti i consorzi esistenti in Friuli Venezia Giulia, perché sono gli ultimi due entrati, sono la DOC Friuli e il Consorzio Collio, già da parecchi mesi, da 7-8 mesi a questa parte. E diciamo
che generalmente la situazione, un po' come si accennava prima, da un punto di vista è chiaro che il 2020 ha favorito forse di più il Prosecco, il Pinot Grigio e quant'altro, ma in questo momento si vede, sta cominciando anche quello che è stato il Vinitaly degli ultimi giorni. Diciamo, sembra che anche il discorso del concetto Horeca sta ripartendo. Pochi minuti fa io ho sentito un intervento da parte di un ristoratore di New York di quasi un cambiamento del modo di pensiero avvenuto in questi tempi, in cui la tendenza è quella di andare a cercare sempre di più, indifferentemente che sia vino, che sia cibo o quant'altro, ma sembra che ci sia uno spostamento su un qualcosa anche negli Stati Uniti di più mirato, di più preciso, di qualcosa dove c'è più, come si chiama, più qualità, diciamo, no? Per cui credo che quei due mondi che io dicevo prima, che sono due mondi che sono collegati assieme da tantissime catene, in Friuli sono due mondi che dal mio punto di vista hanno sicuramente un bel futuro e una bella crescita. Grazie. Rizzi, i rossi sono veramente dei fantasmini, stanno diventando dei fantasmini introvabili, insomma, com'è la situazione? Dobbiamo ricordare che se negli anni 70 avevamo il 55% di rossi, di uva rossa coltivata in regione, oggi siamo al 15%, quindi abbiamo ridotto notevolmente questo patrimonio vitivinicolo, legato soprattutto alle poche richieste del mercato. La nostra è una regione di bianchi, per produrre uve bianche. Dobbiamo tener conto che il 60% tra Pinot Grigio e Glera per produrre Prosecco hanno in mano questa grossa percentuale. E il resto poi abbiamo altri vitigni autoctoni e anche vitigni internazionali. Quindi il Pinot Grigio oggi è un vitigno fortemente coltivato e redditizio, molto di più lo è in questo momento la Glera per produrre Prosecco. Il Prosecco è un brand ormai a livello mondiale e che coinvolge quei 27.000 ettari totali tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e che quindi danno una potenzialità di produzione notevole. Raggiungiamo quest'anno già le 550 milioni di bottiglie e quindi diciamo che siamo fortemente presenti assieme al Veneto su un mercato internazionale. E purtroppo il rosso ha ormai quel suo declino, che speriamo che ci sia un ripescaggio di alcuni varietà, di alcuni vitigni, che il mercato lo risenta e possa essere quindi anche un po' più incentivato. Ricordo che a dicembre, durante il prossimo congresso nazionale degli enologi, la nostra regione presenterà un vino rosso come vitigno da riscoprire, che è lo Schioppettino di Prepoto. E quindi anche in questo è un segnale che noi vogliamo dare, che sì, siamo una regione di vini bianchi, ma dobbiamo anche tenere un po' conto anche del discorso dei rossi. È solo una questione di mode secondo lei o c'è qualche altro motivo poi allora, dietro? La nostra terra non è proprio dedicata alla coltivazione delle uve rosse, ci sono alcune zone, soprattutto nelle zone collinari, che abbiamo veramente delle peculiarità, però è un discorso anche di abitudini alimentari. Se una volta il vino era considerato un alimento, il vino rosso era fondamentale per il sostentamento soprattutto della forza lavoro fisica, oggi siamo passati a un vino da degustazione che quindi è più leggero, che deve essere sicuramente anche a volte anche meno impegnativo, come può essere quando vengono fatti questi tipi di aperitivi, e quindi il rosso un po' per la zona non altamente vocata e molto per le scelte diverse di mercato. Di mercato, ecco sì. Bellini, per quanto riguarda il mercato, insomma, l'indicazione penso che sia chiara, ma qual è la sua idea? Ma dipende in che senso, se è chiara. È chiaro che il Friuli Venezia Giulia ha avuto negli anni una presenza molto importante sulle carte dei vini. Oggi purtroppo siamo più un ricordo che non una presenza, il ricordo è più forte che non il quantitativo di presenza. Per quanto riguarda la vocazionalità del territorio, indubbiamente siamo la prima regione d'Italia per la produzione dei vini bianchi dal punto di vista di importanza qualitativa.
credo che ci siano dei rossi e il nome che ha fatto Rodolfo prima, la Schioppettini di Prepotto, ha una possibilità molto importante di essere riconosciuto dal mercato e quindi dare un valore aggiunto all'intero patrimonio del Friuli Venezia Giulia, perché anche sul Carso ci sono vini rossi importanti, dopodiché in regione ci sono i due vitigni più forti in questo momento che ci sono sul mercato, quindi Glera e Prosecco, Prosecco e Pinot Grigio, che hanno delle aperture di mercati, uno prevalentemente estero, l'altro anche con un'importanza nazionale che è quella del Prosecco, che credo vadano a completare un po' una gamma importante per quello che è tutto il territorio della nostra regione. Ecco, a Casarsa fate anche un concorso molto importante, filari di bolle, parliamo di spumanti in questo caso, qual è la sensazione? Ma la sensazione anche sul discorso dei spumanti è abbastanza semplice, la potenzialità che ha questa regione per fare e produrre delle bollicine è importante. Non è un percorso facile, vanno distinti quelli che sono il metodo classico di spumantizzazione da quello che è la spumantizzazione a Charmat, quindi il modello del Prosecco, che è sicuramente più veloce ed è anche più semplice perché è un processo più tecnologico, più industriale rispetto all'altro, però è un percorso che il Friuli Venezia Giulia può andare tranquillamente a percorrere senza togliere niente a quelle che sono le nostre caratteristiche, ma permettendo di avere un'arma in più per completare quello che è il paniere dei prodotti che questa regione può andare a vendere. Sicuramente sì. Per quanto riguarda invece il Prosecco, io direi che potremmo vedere questo servizio che riepiloga un po' i numeri del Prosecco e qual è la situazione di questa diatriba Italia-Croazia e poi cominciare a parlare anche di questo fronte. Vediamo. Un indotto da 5 miliardi di euro tra Friuli Venezia Giulia e Veneto che rischia di andare in fumo, o meglio, versato. La battaglia del Prosecco infuria ora anche a livello europeo dopo la decisione della Croazia di richiedere l'iscrizione del Prosek tra le indicazioni geografiche tutelate dall'Unione Europea. Un'iscrizione che potrebbe limitare la produzione del vino alle zone della Croazia, tagliando fuori l'Italia dai giochi. Un'opzione che il ministro delle risorse agricole Stefano Patuanelli non vuole neanche prendere in considerazione. Dobbiamo tutelare, ha commentato il Prosecco, che è un valore soprattutto delle zone del nord-est. Ci sono tutti gli strumenti per preservare il Prosecco in quanto tale e non dobbiamo, conclude Patuanelli, ripetere gli errori che abbiamo fatto con altre denominazioni. Patuanelli al prossimo Consiglio europeo incontrerà una delegazione croata e sempre a livello di Unione gli europarlamentari della Lega hanno deciso di scrivere al commissario europeo all'agricoltura, il polacco Janusz Wojciechowski, per esprimere la preoccupazione di un paese intero e di migliaia di produttori. Da Bruxelles ci aspettiamo una valutazione rigorosa di una richiesta in evidente conflitto con la DOP italiana Prosecco, scrivono, e con i meccanismi di tutela dei prodotti DOP e IGP che dovrebbero contrastare ogni forma di abuso, imitazione o semplice evocazione. Allora, è una grana che non è da poco questa, che vedremo come si risolverà, anche se, insomma, Veneto, Friuli Venezia Giulia hanno già detto che anche a Bruxelles sono pronti a fare le barricate. Fatto sta che film simili li abbiamo già visti in passato e non hanno avuto un finale positivo, purtroppo per noi. Gigante, quanta preoccupazione c'è riguardo a questa situazione? Ma allora, diciamo che forse è stata... Io ho letto qualche articolo anche questi giorni qui da parte di un avvocato che sta seguendo tutta la faccenda a livello nazionale, per parte la struttura del Prosecco è una struttura talmente importante che credo che non lascia perdere una cosa di questo tipo e stanno adottando tutte le tecniche possibili e immaginabili. No? Vista da fuori così non sembrerebbe questa grande cosa, però nella realtà è che può mettere in piedi un meccanismo che potrebbe fare dei danni a lungo termine. Diciamo che quasi quasi, però in questo momento io, proprio perché sono talmente tranquillo che la potenza che ha anche il Consorzio del Prosecco, tutta la struttura, tutto il sistema, credo che faranno di tutto e non credo che a livello nazionale ci si muove sicuramente nella maniera giusta. Inserirei, lasciando finire magari il discorso del Prosecco, una delle cose che noi dovremmo cercare di fare, però, è lì la strada non è molto, secondo me, abbastanza in salita, è quello della difesa della ribolla gialla del Friuli Venezia Giulia, che
anche in questi giorni ci sono voci che non sono molto positive su quello che potrebbe essere il fatto di arrivare ad avere un prodotto solo nostro. Questo diciamo sono due cose diverse nei ragionamenti, ma che dovremmo muoverci la base assieme. è uguale, anche se sono due prodotti diversi, però insomma, il ragionamento di base è quello, insomma, la tutela anche di... I numeri sono molto diversi, certo, però la ribolla sicuro. potrebbe diventare un prodotto interessante per il Friuli nel momento in cui riusciamo però tendenzialmente a tenercela. Oggi è solo in Friuli, ma il rischio è che se non troviamo delle soluzioni rischia anche di andarsene fuori e di creare forse delle problematiche. Ecco, sì, se ne parla da tempo, insomma, vedremo anche su questo, sentiremo anche gli ospiti, ci fermiamo per la pubblicità, poi continuiamo a parlare di vino e non solo con gli ospiti appunto, a tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG, il vino protagonista di questa puntata, la vendemmia di quest'anno. Prima della pubblicità appunto ci eravamo lasciati con le considerazioni sul Prosecco e sul Prošek, questa battaglia insomma tra Italia e Croazia. Abbiamo sentito Adriano Gigante, il presidente del consorzio delle DOC FVG, insomma dire che per il momento possiamo stare tranquilli e sottolineare anche come invece ci sia più preoccupazione per quanto riguarda la ribolla gialla. Allora faccio la stessa domanda di fatto al presidente di Assoenologi Rizzi, ecco, sia sul fronte del Prosecco e poi anche naturalmente una considerazione sulla ribolla. Sicuramente quello che ha suscitato oggi la Croazia sta creando un po' di malumori e di difficoltà, però il consorzio del Prosecco è un consorzio molto strutturato e sa difendere bene, deve difendere assieme tra la Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia, difendere bene questa posizione, perché i nomi di territori li abbiamo visti anche per quanto riguarda la vicenda del Tokai, che è stata persa dalla nostra regione, sì. Sono dei nomi che devono essere tutelati a prescindere. Quindi questa è la linea guida che dà la Comunità Europea e questa deve essere la linea guida che deve essere adottata. Quindi anche io lì sul Prosecco non sarei tanto preoccupato, visto anche i bassissimi numeri che fa il Prošek e la tipologia di vino, che è un vino passido, un vino dolce, quindi è solo un po' di schermaglia, secondo me, proprio a livello politico europeo. Ecco, ricordiamo anche però quali sono i numeri del Prosecco oggi a livello anche di oggi il Prosecco sta puntando ai 550 milioni di bottiglie, quindi non sono proprio poche. Ha fatto un balzo in avanti grazie anche all'ingresso del Prosecco Rosé, che ricordo che è Glera con un po' di Pinot Nero, e quindi ha preso anche quel tipo di mercato. La problematica che più ci tocca da vicino oggi, a mio avviso, è proprio quello della ribolla gialla. Uno, perché abbiamo un patrimonio viticolo importante, abbiamo oltre 1200 ettari messi a dimora, quindi abbiamo un problema proprio anche di mantenere l'economia sul territorio, perché dobbiamo tenere sempre presente che la viticoltura rimane sul territorio fino a quando c'è una redditività d'impresa, altrimenti si passa a qualsiasi altro, ad altri prodotti che possono essere seminativi e quant'altro. La ribolla si sta cercando, cambiandogli il nome del vitigno e chiamandola Rebuela, si sta cambiando, cioè si sta cercando di tutelarla affinché possa essere coltivata solo in Friuli Venezia Giulia. Ma una volta coltivata c'è anche il problema che se mentre la ribolla di collina è dedita a vino tranquillo e ha già un suo percorso ben delineato, perché da anni la ribolla di collina, il vino tranquillo, è ben affermata sui mercati nazionali e anche internazionali, la ribolla di pianura per le sue caratteristiche è dedita ad ottenere lo spumante. Quindi abbiamo bisogno di centri di spumantizzazione che oggi ci mancano in regione. Quindi per trasformare tutta l'uva prodotta abbiamo bisogno di impianti di spumantizzazione e oggi gran parte della ribolla gialla viene spumantizzata all'esterno, a parte centri importanti come la cantina della Delizia di Casarsa, altri invece devono essere per forza di cose, vengono utilizzati impianti esterni, quindi il Veneto si prende parte della distribuzione oggi della ribolla gialla e quindi questo deve essere un motivo sicuramente di
di riflessione per quanto riguarda il futuro della ribolla gialla, quindi potenziare all'interno delle nostre cantine centri di spumantizzazione. Siccome se ne parla da tempo, come mai questo meccanismo non è partito? Perché non si fa? Ma perché se per fare il vino tranquillo è sufficiente una vasca e faccio la trasformazione, per quanto riguarda lo spumante ho bisogno delle attrezzature che sono, uno, abbastanza costose, due, hanno bisogno di tecnici specializzati, perché non è solo la formazione e la trasformazione del vino base in vino spumante, ma c'è poi anche la serie dell'imbottigliamento che ha bisogno di attrezzature particolari, sono attrezzature costose, quindi oggi questo è un po' carente. La Regione sta intervenendo anche con degli aiuti finanziari affinché ci sia la possibilità di far questo, quindi noi abbiamo le scuole di enologia Cividale e l'Università di Udine e abbiamo anche un appoggio della Regione, dobbiamo cercare di incentivare. In più c'è la richiesta, sulla scia del Prosecco c'è una forte richiesta di bollicine. Ecco, bollicine, bellini, insomma, voi la ribolla gialla la spumantizzate? Sì, quindi sì, si può fare? Ma è chiaro che la ribolla è un prodotto spumantizzabile, si può spumantizzare praticamente tutto e anche la ribolla. No, non si può fare se si può spumantizzarla, si può fare, dico anche in cantina, come diceva ci sono delle difficoltà, voi per esempio siete un esempio, Non è che siete attrezzati per farlo. Non ci sono problemi da questo punto di vista. Per quanto riguarda il discorso del Prosecco, io vorrei dire una cosa, esiste una giurisprudenza europea, non va fatto confusione tra quello che è stato il Tokai e il discorso del Prosecco, lì c'era un discorso fra due DOC di territorio, qui la registrazione che la Croazia ha richiesto non è una registrazione di una DOC, ma di un prodotto tipico storico territoriale, quindi sono due percorsi diversi. Un po' di preoccupazione la dà, alla fine però credo anch'io che i numeri e il percorso che il Prosecco ha fatto e sta costruendo potrà anche essere che tutto questo parlare se ne farà parlare ancora di più e quindi si risolverà in un aspetto di tipo pubblicitario. Una bollicina. Sì, una bollicina, però non sono due cose paragonabili col Tokai. Per quanto riguarda la ribolla, è 10 anni che si sente parlare, si parla del problema della ribolla, si scrive, si parla, si scrive. Cioè qui non è che possiamo continuare sempre a parlare e fare, o le cose vengono fatte o non vengono fatte. Noi abbiamo fatto la DOC Friuli nel 2015, siamo nel 2021, deve ancora finire il consorzio, è la terza DOC più grande d'Italia, credo che questo sia uno dei problemi più grandi che ha Friuli. Si parla e dopo alla fine resta lì. Credo che il problema della ribolla sia sorto perché non è stato fatto un progetto in partenza. La ribolla non è arrivata in pianura naturalmente perché è stata coltivata da 300-400 anni sulle colline e tutto in un momento è stata favorita nel momento in cui ci sono stati dati i contributi per piantarli in pianura. Allora, nel momento in cui io decido di portare un vitigno in pianura dove comunque dà un prodotto diverso da quello della collina, dà una resa diversa e ha una vocazionalità alla spumatizzazione, credo che quantomeno prima doveva esserci un progetto completo che partiva dalla tutela ma soprattutto poneva in prima battuta quello che è l'elemento più importante dove il Friuli Venezia Giulia va a scontrarsi, che non si considera mai il mercato, cioè mettiamo sempre davanti la materia prima, mettiamo davanti siamo produttori e dopo è lì il punto di fondo. Allora vuoi fare un progetto, fallo, dagli i giusti valori, sia territoriali che di volumi, tutto quello che serve e dopo facciamo partire, perché se no in balia delle onde non vai da nessuna parte, soprattutto se lasci la barca lì in balia delle onde dove il mare è anche piatto e questo è un po' un problema. Nel 2018 è uscito fuori qualcuno e ha detto io entro dicembre risolvo il problema della ribolla e siamo al 2021 dicembre e non è stato fatto ancora niente, dalle registrazioni a quello che sono i processi. Se dopo qualcuno che è più sveglio di te da qualche altra parte viene qui e te la porta via, è inutile che dopo ci mettiamo a piangere. È gigante, si è perso tempo, insomma, come diceva bisognerebbe accelerare adesso quantomeno, insomma, non siamo una regione enorme, seduti al tavolo penso che gli attori siano quelli, insomma si può in qualche modo dare un'accelerata se c'è la volontà di puntare naturalmente sulla ribolla gialla. Scusa una cosa, però se non dai un'accelerata il rischio è che la perdi, quindi è inutile che stai lì e continui a dire la perdiamo, ce la portano via, e capito, ma se non fate noi a frutta, va. Ma diciamo che è stato fatto... Quando nasce la DOC Friuli, la ribolla gialla era un prodotto che non era stato messo molto in evidenza ancora, no?
Sì e no, quando siamo arrivati all'ultimo anno del punto di arrivo della denominazione. Non parlo del consorzio che è nato da poco più di un anno e mezzo, sì. Ma quando è stata fatta la denominazione, praticamente la ribolla gialla era un momento in cui stava crescendo per una serie di problematiche legate molto probabilmente alla spumatizzazione, al prosecco e quant'altro. Mi ricordo che al primo acchito la ribolla gialla si doveva produrre addirittura a livello regionale solo il metodo classico, poi abbiamo capito che quando siamo arrivati proprio alla fine sono stati fatti una serie di cambiamenti, ma probabilmente non si sono centrati una serie di obiettivi. I problemi poi che ci sono a livello di leggi, no? di sistema delle denominazioni ha portato, io ho seguito nel 2017 per circa 2 o 3 mesi, abbiamo fatto una serie di incontri a livello regionale, poi ci siamo resi conto che il problema non si poteva spostare perché fin quando non torna indietro dalla Comunità Europea non puoi rimodificare una serie di dati, perché eravamo tutti d'accordo a suo tempo, anche legati al fatto che il Pinot Grigio era diventato tutto DOC e il Prosecco è solo DOC, era di portare anche la ribolla gialla solo a DOC. Oggi la DOC Friuli si può trasformare con 140 quintali ettaro, 65% di resa, tendenzialmente per tutta una serie di valutazioni di mercato e quant'altro, che io non entro, i produttori hanno detto che questo è un dato tendenzialmente basso, bisogna trovare delle soluzioni alternative. 1 anno e mezzo fa nasce il consorzio della DOC Friuli, per cui io ho chiesto espressamente che questo lavoro venga portato sì in consorzio delle DOC, ma che venga seguito dal consorzio DOC Friuli. All'interno di questo oggi si sta portando avanti un sistema sull'etichettatura che si sperava prevedesse l'eliminazione del vino varietale, ma questo negli ultimi negli ultimi dati che abbiamo è messo fortemente in discussione, per cui tendenzialmente i produttori continuano a preferire di fare un discorso varietale perché è molto più semplice nella gestione. Io credo che questo sia abbastanza sbagliato, che il Friuli, ma la dimostrazione del Prosecco, del Pinot Grigio, è che a lungo termine questo sia un sistema per stabilizzare e per creare un qualcosa di molto più strutturale, per cui io spero che ci si muova velocemente su questa strada, perché altrimenti, come ha detto Bellini, il problema viene, più lo lasci passare e peggio è, cioè bisogna che stringiamo i tempi più possibile per chiudere questa partita. Altrimenti sì, il rischio potrebbe essere quello di vedercela scippare, che magari qualcun altro fa i soldi con i prodotti che sarebbero nostri. Ci fermiamo per l'ultima pausa di pubblicità, poi ritorniamo a parlare con i nostri ospiti, a tra poco. Ultima parte di Economai FVG dedicata alla vendemmia 2021. Chiedo a Bellini dove vanno i nostri vini, quali sono i mercati nei quali e quali tipi di vini funzionano in quali mercati. Ecco, qual è un po' la mappa del nostro mercato, diciamo, dei vini friulani. Beh, i nostri vini, come vini del Friuli Venezia Giulia, considerando il Prosecco e il Pinot Grigio, vanno in tutto il mondo, con dei volumi interessanti, soprattutto dall'America, Germania, Inghilterra. L'Inghilterra è sempre un prodotto da primo prezzo. La nostra regione è una regione che ha una fortuna enorme perché riesce in questo momento a soddisfare più mercati sia dal punto di vista quantitativo ma soprattutto dal punto di vista qualitativo. C'è stata una riapertura dei mercati Horeca importante a partire dal mese di maggio di quest'anno. Le crescite giugno, luglio, agosto, lo stesso settembre sono crescite anche non preventivabili, eccessive, perché hanno messo in difficoltà notevolmente le macchine produttive. Purtroppo negli anni abbiamo perso questa leadership di essere regione di riferimento per i vini bianchi. Non dimentichiamoci che il canale Horeca oggi, Italia, è sempre il primo mercato dal punto di vista di qualificarti un prodotto e di inserimento del prodotto. Friuli Venezia Giulia ha una potenzialità enorme dal punto di vista agricolo e con la sostenibilità ha una possibilità più unica che rara, perché la sostenibilità ambientale, economica e sociale
trova nella sostenibilità ambientale un elemento per parlare e per far parlare di questa regione molto forte. È chiaro che tutto sta in piedi se sta in piedi una sostenibilità economica. La bolla speculativa nella quale siamo dentro in questo periodo è mostruosa, cioè l'aumento dell'acciaio piuttosto che del cartone, piuttosto che dei prodotti di utilizzo di materia secca di ogni giorno, uniti all'energia e al costo di produzione, porta sicuramente dei pesi che si andranno a ripercuotere sui mercati. È innegabile che la paura è di trovarci in un periodo di inflazione con un blocco delle vendite, soprattutto per i prodotti di primo utilizzo, che sono quelli sui numeri maggiori. Credo che il Friuli Venezia Giulia, per quella che è la panoramica di tutti i prodotti che riesce a fare e soprattutto per la varietà che ha anche di territori, non dimentichiamoci che la collina, Coglio e Colli Orientali sono gli elementi trainanti dal punto di vista delle immagini di questa regione. Come la pianura con certi numeri di volume, il Prosecco apre delle strade. In questi ultimi 2 anni dal Covid in poi, noi come Delizia abbiamo immediatamente cercato di capire cosa sarebbe successo a seguito del Covid, quali erano le strategie da mettere in moto, da applicare subito, perché il mercato e il mondo nel quale noi andiamo a lavorare dopo il Covid è cambiato completamente e quindi averle centrate ha fatto sì che quelle aziende che l'hanno fatto, oggi siano sul mercato e ci stiano e ci riescano a stare bene. Calcoliamo che un cliente inglese nostro, un cliente americano, vede che cosa noi oggi abbiamo in magazzino. Pensiamo che oggi Biden 3 mesi fa ha detto metto 6.000 miliardi di o quanti dollari sulle infrastrutture e sulla logistica americana, quando loro sono già più avanti di noi, quindi noi lì dobbiamo correre. Questo però oggi fa sì che ci siano delle possibilità. La mia preoccupazione è che il Friuli Venezia Giulia ha reagito come azienda e non come sistema, questo è il problema più grande. Condivide Rizzi? Sicuramente la nostra regione ha delle grandissime potenzialità. Dobbiamo tener conto che come regione abbiamo anche un'immagine territoriale, quindi di turismo e di bellezza che può essere venduta in tutti i modi affinché ci sia un discorso di commercializzazione. I mercati esteri sono mercati importanti, perché i mercati americani, i mercati inglesi, i mercati tedeschi sono dei mercati importanti, però hanno sempre bisogno di essere sollecitati. Non possiamo pensare che dopo il Covid sia tutto uguale. Abbiamo visto purtroppo in tante realtà economiche delle defiance legate al Covid, ma non erano proprio legate al Covid, erano legate già a una struttura barcollante prima. Quindi oggi dobbiamo ridisegnare completamente la nostra struttura commerciale. Non è più detto che tutto sia uguale a prima anche per quanto riguarda la commercializzazione. Lo abbiamo visto ad esempio all'ultimo Vinitaly che si è appena chiuso l'altro giorno, dove è stato un Vinitaly in forma sicuramente ridotta, con un numero ridotto di aziende, però con una standardizzazione dell'immagine affinché non ci sia una dispersione all'interno da parte degli operatori, quindi solo operatori, che non ci sia una dispersione ma che ci sia solo una concentrazione sul prodotto. E in tutto questo lavoro, come giustamente dice anche Mirko, dobbiamo essere supportati anche dalle istituzioni, perché non è detto che tutto possa andare solo con l'operatore commerciale. Ecco che quindi il bisogno che i consorzi funzionino, il bisogno che noi non deleghiamo nulla agli altri ma ci mettiamo in prima persona, perché anche questa è una cosa importante, non possiamo pensare che poi gli altri ti risolvano sempre i problemi. Ma quindi rimettere in moto tutto il sistema di comunicazione e far sì di credere in quello che abbiamo nella nostra regione, perché molte volte non ci crediamo che abbiamo queste bellezze, questa territorialità, soprattutto questa laboriosità. Dobbiamo cercare di eliminare un po' di campanili, perché questo è uno dei problemi molte volte riscontrati in tanti settori, ma soprattutto nel nostro settore, che è un settore agricolo, dove il campanile dà delle delimitazioni un po' troppo restrittive. Noi dobbiamo pensare e parlare che siamo in una regione che si chiama Friuli Venezia Giulia,
che va da Trieste a Pordenone e che all'interno ci stanno tutte le eccellenze delle colline, come ci sono tutte le eccellenze delle pianure. E quindi questa è l'immagine che dobbiamo portare fuori. Dobbiamo portare fuori un'unica immagine, che è il vino del Friuli Venezia Giulia. Ecco, prima di sentire Gigante anche su questo, vi faccio vedere questo servizio perché ci sono dei contributi in arrivo dalla Regione anche per le aziende che insomma potrebbe essere una boccata d'ossigeno in questo momento se ci si può accedere. Insomma, vediamo questo servizio. La Giunta regionale ha approvato il bando relativo alla misura investimenti prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo per la campagna vendemmiale 2021-2022. Tale bando, proposto dall'assessore regionale alle risorse agroalimentari e forestali Stefano Zanier, è dotato di 2 milioni di euro da attribuire alle micro, piccole e medie imprese in misura pari al 40% della spesa effettivamente sostenuta, alle imprese intermedie in misura del 20% e alle grandi imprese del 19%. L'importo delle spese ammissibili, pena la non ammissibilità della domanda, non potrà essere superiore ai 250.000 euro. Non potrà nemmeno essere inferiore a 3.000 euro per gli investimenti realizzati nelle aziende situate nell'ex provincia di Trieste e a 5.000 euro per gli investimenti da realizzarsi nel restante territorio regionale. Il bando prevede che le operazioni ammissibili per l'accesso ai benefici possano essere solamente di carattere biennale, ovvero si dovranno concludere entro il 2023. Sono ammesse le spese per l'acquisto dei contenitori di legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini e per l'acquisto di specifiche attrezzature isobariche per l'elaborazione dei vini spumanti e frizzanti fino alla fase di pre-imbottigliamento, comprendenti autoclavi, impianti di filtrazione, gruppi frigo e altre attrezzature idonee alla spumantizzazione. Ammesse pure le spese per l'acquisto di macchine, attrezzature, impianti, anche finalizzati al condizionamento dei prodotti vitivinicoli e della cantina, alla filtrazione e microfiltrazione dei vini e mosti, comprensiva di lavaggio e sanificazione dei filtri, come pure l'acquisto di strumentazioni analitiche, contenitori e impianti connessi, passerelle o altre strutture atte a rendere accessibili in sicurezza le attrezzature di cantina, nonché le attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati al controllo degli impianti tecnologici in cantina e di quadri elettrici collegati agli impianti citati. Tutti gli investimenti sono finalizzati alla lavorazione delle uve, allo stoccaggio e all'affinamento dei prodotti vitivinicoli, con l'esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento e di gestione del magazzino. Ecco, Gigante, un sostegno non enorme, ma insomma un qualcosa che può dare una mano, ma insomma quanto volevo sentire da lei era più che altro insomma, su quello che è l'insegnamento del Covid, ecco, che cosa ci lascia? Ma sicuramente ci sono stati dei cambiamenti, ma strutturalmente credo che una delle problematiche che abbiamo in Friuli Venezia Giulia è forse quello che per certi aspetti abbiamo creduto nei consorzi, ma un po', non del tutto. Alla fine abbiamo una storia consortile abbastanza lunga, ma ci siamo dimenticati che non è possibile tendenzialmente vivere con un sistema in cui la grande percentuale di quello che puoi andare a fare è di entrata regionale. Io credo che, come ha fatto chiaramente con i numeri diversi, perché è molto più semplice con i numeri che ha fatto il Prosecco, ma che hanno fatto i grandi consorzi italiani, vedi Montalcino e quant'altro, io credo che dobbiamo capire che bisogna cambiare le quote associative dei consorzi. Non c'è alternativa perché i progetti vanno fatti da noi. Io sono convinto che e per fare i progetti ci vogliono risorse umane, non si inventano i progetti fatti diciamo in osteria o anche in qualche riunione fatta da persone che non sono nel sistema. Per cui la mia convinzione sta qua. Ad esempio, non so, adesso noi partiremo con un progetto e da qualche anno che stiamo collaborando con Promoturismo, che secondo me sta facendo un gran lavoro. Siamo nel board interno, una promozione che faremo il prossimo anno, ma prima di farla io ho fortemente spinto al fatto che se non si hanno dei numeri prima, tendenzialmente qui si viaggia sempre un po' a occhio. Allora abbiamo fatto una ricerca di mercato insieme a Promoturismo legato al mondo vitivinicolo regionale per capire esattamente sia i posizionamenti sia il pensiero del sistema e di cosa è cambiato, perché partirà fra circa 15-20 giorni questo lavoro durerà circa un mese e mezzo per poi andare a creare i progetti. Cioè tendenzialmente non si possono pensare di fare progettualità secondo me a un certo livello se non hai risorse umane. Le risorse umane le hai se le paghi e io dico, se noi non vediamo a livello regionale di avere una base di quote associative pagate dai produttori
che creano un miglioramento dell'immagine regionale, non andiamo da nessuna parte. Credo che non c'è alternativa, perché noi in Friuli spendiamo di OCM vino, ad esempio, più del Veneto, non in assoluto chiaramente, ma rapportato alla produzione, ma li spendiamo come aziende private. E quello che ci manca è un lavoro di assieme, ha detto giusto Bellini prima, cioè manca questo passaggio. Ma non possiamo pensare che la Regione venga e ci supporti. La Regione ti supporta nel momento in cui hai creato il progetto e vai a dire c'è questo progetto, bene, i produttori hanno messo 50 metti tu e si va avanti. Per cui credo che su questo dobbiamo lavorare dietro, perché è l'unica forma per poter diciamo, arrivare a sviluppare delle cose importanti. Oggi non si inventa più niente, le professionalità che ci sono in giro, chi le ha giustamente si fa pagare, e se non hai delle basi economiche non riesci a muoverti. Per cui io sono dell'idea che si possa fare qualcosa se ci si muove su questa direzione. Grazie, insomma, crederci tutti insieme, questo sicuramente è importante. Grazie agli ospiti che sono stati questa sera con noi, ad Adriano Gigante, a Rodolfo Rizzi e a Mirko Bellini, grazie a Simone Caramaschi e Lauda Peressi in regia. Finisce qui questa puntata di Economai FVG, insomma un brindisi, fatelo pure volentieri anche insomma, nei prossimi mesi, perché il vino di quest'anno sarà sicuramente buono, da quello che ci hanno detto i nostri ospiti. Grazie per essere stati con noi, buona serata. Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci.